Oramai Facebook e i contatti che quotidianamente cercano il dialogo con noi ci svelano e mettono in luce episodi e fatti che accadono in città, a Pordenone, e che non trovano spazio sulle pagine dei quotidiani locali, ma che i cittadini vivono sempre più con sgomento e con incredulità. Si rivolgono al sottoscritto, inviano i loro messaggi su Facebook, come quello che ho letto prima. Del resto devo ancora scusarmi con quelle 1600 persone che attendono di entrare a far parte del mio muro, ma avendo raggiunto i 5000, quando qualcuno se ne va, e sono pochi, ma quando qualcuno magari viene messo da parte perché secondo me non è in linea, no, con il confronto corretto, faccio entrare quelle persone che fanno parte di quei 1600. Proprio nelle ultime ore siamo stati contattati da alcuni pordenonesi che ieri pomeriggio verso le 16:30 hanno assistito ad una scena, a loro dire, incredibile e sconcertante. Sostanzialmente, ci è stato riferito, un giovane automobilista aveva appena parcheggiato la sua auto nei parcheggi che si trovano sul marciapiede antistanti il Palazzo del Laci in via Dante. I vigili urbani stavano procedendo a verificare il disco orario delle auto già parcheggiate, per cui il giovane appena arrivato aveva immediatamente proceduto alla predisposizione dell'orario di arrivo. Dopo solo 5 minuti dal suo allontanamento dal proprio mezzo, questo mi scrivono, un vigile urbano si è avvicinato alla macchina del giovane inserendogli sotto il tergicristallo una multa da 40 euro. Il giovane, che nel frattempo aveva notato la scena da una finestra di un ufficio sovrastante, è sceso immediatamente cercando di capire il perché la gente le avesse comminato la multa. La motivazione sarebbe stata che la lancetta del disco orario osservata, attenzione, non da un punto di vista frontale rispetto all'auto, ma lateralmente, dava adito ad una interpretazione diversa dell'orario segnato. Cioè, se io guardo così, ma se io invece guardo così, diverse le persone sono rimaste sorprese negativamente di quanto accaduto. Beh, rimango anch'io sorpreso, su via. 40 euro sono 80.000 lire del vecchio conio. Allora chiedo, invece di essere così fiscali, perché non si è fiscali in corso Vittorio Emanuele e si fermano anche quelle donnine ben vestite che ondeggiano e sculettano con il cane senza la museruola, o con il cane che insomma rilascia i suoi bisogni, e questa signorina o questo signorotto non si abbassa, no, ondeggiando anche, va bene lo stesso visto i tempi, e con paletta e sacchetto non raccoglie le deiezioni del cane. Perché in questo caso i vigili urbani non intervengono? Punto di domanda. Perché la polizia municipale non interviene in corso Vittorio Emanuele, in corso Garibaldi, dove stanno aumentando in modo esponenziale giovani di colore che chiedono l'elemosina, importunando nel vero senso la gente? L'ho detto l'altro giorno e lo ripeto, non mi sta bene che la persona si appenda al braccio di un anziano per chiedere denaro imprecando. Mi sta bene che magari si inginocchi per terra, si butti per terra, allunga la mano, benissimo, ma che importunino, perché non si interviene in questo caso? Per quanto riguarda questa, situazione, farò presente personalmente al comandante stimatissimo della Polizia Municipale, al colonnello Buranel, perché se uno non mette il disco orario mi sta bene, ma se uno mi dice che da un punto di vista frontale rispetto all'auto è perfetto, ma se mi metto insomma ragazzi, il vigile urbano si mette davanti, vede se le lancette sono segnate in modo corretto, anche perché queste lancette, il disco orario con il sole tenti un po' anche, no,